dubbio è stato fugato. Mario Cardinale, l'operaio di Bivona, rimasto sepolto sotto un ammasso di detriti per quasi 10 giorni, è morto sul colpo per schiacciamento del cranio. E quanto emerge dalle analisi medico-legali, non ancora rese ufficiali dall'autopsia eseguita sul corpo dell'uomo, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella cava Gasalba di Villa Francasicula, oltre un mese fa. Dunque la morte sul colpo spezza ogni eventuale ipotesi sollevata anche dai familiari, convinti che il decesso del loro congiunto fu causato dal perdurare del corpo sotto le macerie. L'odissea dell'operaio Mario Cardinale cominciò il 4 febbraio scorso, quando uno smottamento di terreno della cava provocò una frana. L'uomo rimase sorpreso dall'evento dentro il suo trattore. Sul posto si recarono subito i soccorritori, ma il continuo movimento franoso della cava impedì l'intervento immediato. Sul posto venne fatta arrivare anche un mezzo telecomandato della miniera Talcali di Realmonte, ma per giorni furono inutili i tentativi di recuperare Mario Cardinale, anche per via del maltempo. Sul posto ogni giorno anche la moglie e le figlie di Mario Cardinale, che non mancarono pubblicamente di denunciare le autorità competenti di averle lasciate da sole, un fatto che accese i riflettori anche delle TV nazionali. 10 giorni dopo, il 14 febbraio, il recupero di Mario Cardinale. Ovviamente, se le indiscrezioni dovessero essere confermate, significa che Mario Cardinale terminò di vivere subito dopo la frana che lo imprigionò e gli tolse la vita. Aspetti questi che la magistratura deve confermare e che ovviamente non allieveranno il dolore dei familiari. Dalla procura di Sciacca le uniche notizie sono quelle apparse fin dall'inizio dell'indagine, e cioè l'iscrizione sul registro degli indagati di 4 persone, i 2 titolari della cava, il responsabile della sicurezza e il direttore dei lavori, per i quali l'ipotesi di reato è di omicidio colposo.